Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano. Altra tappa di Fly Simulator, Kabul, Nuova Delhi. Ragazzi, ho rimesso l'F18 perché sono da solo e se no ci metto veramente troppo, però prometto quando sono in compagnia voglio riusare altri aerei di linea e far vedere tutti quelli che ho scaricato, che ce ne sono certi che sono veramente bellissimi. E niente, il tempo è sereno, ho messo ancora giorno, quindi sono le 3 del pomeriggio, volo comunque di 541 miglia, quindi con l'F18 sarà comunque veloce e andiamo. Vai! Bello, però mi piace il paesaggio qua afghano, mi piace. Parapapà, parapapà, na 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 na. Vola! Raga, siamo in India. Oh, bene, ormai mancano 207 miglia, siamo quasi arrivati. Da notare sul GPS, cazzo, guardate che roba di montagne e tutto. Bah, forse là inizia la catena dell'Himalaya, mi pare. Cioè, sinceramente, un attimo, andando a naso, come si suol dire, cioè, vedendo tutto quel marrone là sul GPS, là siamo vicini all'Himalaya, perché che sboccia, c'è veramente un concentrato di montagne assurdo. Eh sì, ho ragione, sto controllando e là c'è veramente un casino di roba. Vabbè, comunque il paesaggio, ragazzi, è un po' quello che è, vabbè, e... tempo sereno, quindi almeno da questo punto di vista siamo fortunati. Mancano 9 minuti ormai, bene, bene. Ragazzi, non vedo l'ora, ora sto aspettando il nuovo Shogun veramente con ansia, non vedo l'ora. Io spero veramente che ci siano stati dei miglioramenti soprattutto nel multiplayer, che insomma io non voglio più quei bimbi minchia, ragazzi, lo voglio ripetere che si è fatto un blog apposta, ma non li sopporto più, sono una cosa impressionante. Ho visto anche la partita del Piada col sub, veramente, è stato là 10 ore a girovagare per la mappa, così, anche a me aveva perso, aveva solo una cavalleria, ma dai, veramente sta gente non ha altro da fare nella vita che rompere sta cazzo di rotta. Noi mancano 5 minuti, siamo arrivati, buono, buono, buono. Madonna, sta voce non la posso. Raga, ci siamo, ormai siamo a Delhi. Siamo a Delhi, la 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 la. Allora, rallentiamo un po'. Allora, l'aeroporto sarà di là, quindi cerchiamo di allinearci nella maniera migliore possibile. Comunque ragazzi, qua ci sta un sabladro in fiamme, così, tanto per gradire. Comunque raga, ormai mi becco con la Piada, vieni a Venezia, ci andiamo a mangiare qualcosa e vediamo, forse magari facciamo un video anche proprio dal vivo, in live, così magari facciamo un saluto a tutti, al sub, a tutti voi, tutti i nostri iscritti. E vediamo insomma se la Piada vuole e tutto, facciamo un piccolo video dove faccio vedere le bellezze di Venezia e diamo un saluto, ecco. Comunque raga, sto registrando della festa della donna, quindi veramente auguri a tutte le donne, a tutte le fanciulle, che veramente senza le donne l'uomo è inutile secondo me, se una donna ti vuole veramente bene, può dare veramente a un uomo quel qualcosa in più che lo spinge a essere migliore sia nel lavoro, sia in tutto proprio. Io la penso così, sinceramente. Però purtroppo posso trovare ragazze serie un po' dura. Per carità, ma io sono anche sfortunato perché ho beccato solo, vabbè, lasciamo perdere. Però dai, forse magari ancora qualche ragazza seria e con dei valori esiste. Questa cosa vale anche per i ragazzi, chiaramente, ormai i ragazzi, certi miei amici vengono a dire Marco sei un coglione, scopatele tutte e manda a cagare l'amorosa, che capisci, ad affermazioni del genere,
un po' insomma rimango sinceramente così, ecco. Però dai ragazzi, adesso pensiamo all'atterraggio che voglio dimostrare al mondo che sono un grande. Ma l'aeroporto dove cazzo è? Ah, di qua, ok. Boh. Ok, molto vario quel paesaggio indiano, ragazzi, veramente una figata. Cioè, mai visto. Cioè, forse era meglio la Germania, che già mi lamentavo all'epoca. Forse era meglio la Germania, cazzo. Mamma mia, ora dovrò andare in Australia, Giappone, di qua e di là, perché. Cioè, qua non riesco neanche a vedere qualcosa, un monumento, qualcosa di significativo, cazzo. Eccolo qua, ecco, sono anche fuori, ma vaffanculo. Vedi, io ciaccolo, parlo, dopo. Questo è il risultato che sono sempre fuori pista come un coglionazzo, e anche il GPS, eh. Cioè, pensate, cioè, veramente io non ho parole per descrivere eh, il Comenda. Ok? Sono velocissimo, Dio santo, sono velocissimo! Ma ecco qua, le solite manovre kumendiane, la la ta 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 ta, pa. Eccoci, eccoci qua, dai, facciamo la figura da coglioni. Eccoci qua, dai. Almeno dritti, non facciamo quello che volete. Ah, manco dritti. Dai, che da fuori di solito ricevo un po' meglio, dai. Dai, tieni. Cazzo, tienila. Ti prego, tienila. 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 Dio cantante. Grande. Dai, che forse ce la facciamo. Dai, dai. Ma porca puttana. Guarda, una pallina da tennis. Ecco, fumo. Vai. E vai. Grandissimo. Grande. Marco sei un figo. Era proprio un coglionazzo. Buono, però insomma, dai, quantomeno siamo stati in pista, abbiamo ribaltato un po', però guarda, veramente sono orgoglioso di me stesso, cioè ho fatto un atterraggio veramente che se lo faccio dal vivo penso che entro 3 secondi il mio F-18 è distrutto. Però dai, non è andata male. Buono ragazzi, allora, anche sta rotta è andata, ormai siamo a un punto discreto, siamo a 16 rotte, quindi non è malissimo. La prossima è Delhi Male, adesso non so se si pronuncia male ragazzi, scusate, che è alle Maldive, quindi è bello perché è veramente un piccolo aeroporto proprio su un'isoletta, quindi è molto bello ragazzi. Cioè, e là ci sarà l'atterraggio veramente. Il Kumenda diventa mito con un atterraggio fuori dal normale, cioè ancora più coglione di questo. Buono raga, alla prossima, ciao! Viva la Piada, sempre e comunque.